Col periodo estivo si intensificano le operazioni culturali in campagna e soprattutto la raccolta. In questo momento vedete stanno raccogliendo le fragole, mi trovo nel Modenese, una delle tante imprese che comunque fanno questa attività, non solo fragole naturalmente ma anche raccolte di frutta sicuramente più avanti. Reperimento di manodopera, l'argomento di cui ci occuperemo oggi, ne parliamo con Stefania Flammia che è responsabile delle politiche del lavoro di CIA Agricoltori Italiani e il vicepresidente di CIA Emilia Centro Alberto Notari. Allora partiamo subito con Notari. Tutti gli anni gli agricoltori hanno a che fare quindi con l'individuazione del personale che spesso è ventizio, ci sono molti agricoltori che comunque hanno del personale fisso, però naturalmente ci sono dei picchi nel periodo della raccolta. Sempre di più ci sono problemi per reperire manodopera e formare manodopera perché ci sono operazioni che sono anche abbastanza delicate, quindi bisogna formare il personale. È un problema che tutti gli anni diventa sempre più incessante, cosa si può fare? Sì, questo è un problema che va via via aumentando. La risposta di CIA Agricoltori Italiani quest'anno è voluta essere un accordo con un'agenzia veterinale per riuscire a fornire grandi quantità di manodopera in un lasso di tempo ristretto, che è la caratteristica del settore agricolo, quindi grandi lavori da effettuare in poco tempo nel periodo di maturazione delle fragole, come in questo esempio. Questo è un progetto che è stato portato avanti da CIA per riuscire a dare una risposta alle necessità impellenti di quella che è la fase di raccolta. Normalmente gli imprenditori agricoli cercano di allungare un po' il tempo di permanenza del personale perché comunque lo impiegano dall'inizio fino alla fine, compresa la potatura. Quest'anno con le gelate che ci sono state magari è cambiata un po' la situazione. Cosa sta avvenendo? Quest'anno una difficoltà nella difficoltà. Quest'anno come l'anno scorso il tema del Covid ha portato dei problemi con quelli che sono state la fornitura di manodopera da parte di paesi esteri. In più le gelate come l'anno scorso, quest'anno in modo particolare, hanno reso la gestione della manodopera un problema assai difficile da affrontare. Anche in questa azienda, ad esempio, la fragola è stata inserita nella rotazione culturale proprio per riuscire a gestire la manodopera tutto l'anno. Purtroppo alle nostre spalle abbiamo anche un frutteto e il frutteto quest'anno con la gelata che ha falcidiato l'85% di prodotto non riuscirà di certo a garantire le giornate a tutto l'anno a dipendenti fissi. Da questo la necessità di avere avventizi che riescano ad essere gestiti in brevi periodi. Le campagne sono sempre più multietniche come ricorso alla manodopera, c'erano anche studenti nel periodo estivo, ancora così Presidente? Sì, tuttora c'è una piccola riscoperta dell'attività agricola manuale da parte di studenti o da parte di chi proviene magari da altri settori che con il disastro di questa pandemia che in questi 2 anni ha flagellato tutta l'economia anche modenese si stanno riavvicinando. Certo è che sono lavori impegnativi, lavori manuali, lavori che portano a sera particolarmente stanchi e notiamo che la manodopera non italiana è più disponibile ad affrontare giornate sotto il sole, giornate sotto il vento come oggi, che sicuramente sono pesanti fisicamente. Flammia, c'è un grande flusso di stranieri che vengono quindi in Italia. A proposito di decreto flussi, con stranieri che si recano nel nostro paese per lavorare, ci sono delle difficoltà, degli impedimenti? Beh, quello direi abbastanza, nel senso che nel 2020 c'è stato comunque il decreto flussi che è uscito in modo tardivo, perché in genere siamo abituati a vederlo i primi mesi dell'anno, ma chiaramente con il primo lockdown è stato impossibile, è uscito in ottobre. Purtroppo però ad oggi non abbiamo ancora avuto le risposte, quindi mancano i pareri dell'Ispettorato del Lavoro piuttosto che della Questura e quindi le persone sono ancora nel loro paese d'origine, nonostante abbiano avuto delle richieste nominative da parte delle
aziende che le stanno aspettando. Considerate poi che per fortuna da questo weekend hanno eliminato il discorso della quarantena, dell'obbligo di quarantena, almeno per i paesi nell'ambito della comunità europea, perché altrimenti una volta che poi c'era anche questo impedimento, quindi poi dovevano arrivare e attendere almeno 14 giorni o 10 giorni per iniziare a lavorare, quindi questa cosa sicuramente crea disagio. Non dimentichiamoci che sempre nel 2020 è poi uscita una sanatoria, regolarizzazione, diciamo così, un'emersione di lavoratori che sono presenti in Italia, che però erano sprovvisti di permesso di soggiorno, domande presentate nell'estate, quindi tra giugno e agosto del 2020, anche queste pressoché totalmente inevase. Diciamo che l'agricoltura ha riguardato una piccola percentuale rispetto alle domande, il grosso ha riguardato il settore domestico, però ad oggi ancora poco si muove o poco si è mosso, pochissime sono state le convocazioni. Voglio semplificare anche per i nostri amici telespettatori, cioè l'agricoltore che ha bisogno di personale che viene dall'estero ha bisogno di seguire un iter abbastanza complicato che parte dalla stessa richiesta dell'imprenditore agricolo verso quei lavoratori che debbono venire. Poi naturalmente si crea un circuito e virtuoso per cui negli anni successivi poi lo stesso agricoltore magari si fa riferimento allo stesso collaboratore. Sì, in questi casi nelle domande degli anni successivi abbiamo una sorta di diritto di precedenza. Qualcuno addirittura attraverso questa modalità riesce poi a trovare il modo di stabilizzare la propria presenza, quindi a seguito poi di ingressi col decreto flussi abbiamo delle richieste di conversione del permesso di soggiorno, chiaramente avendo tutti i requisiti, quindi la dimostrazione di un alloggio piuttosto che chiaramente di un rapporto di lavoro duraturo, la persona può anche stabilizzarsi in Italia e continuare a lavorare magari presso la nostra azienda per quelle attività che non sono tipiche dell'estate, magari la potatura e altre cose che si fanno nell'inverno, quindi una stabilizzazione reale della persona che è stata chiamata nominativamente, quindi è una richiesta nominativa in favore di una persona che è ancora all'estero. Ecco, diceva prima il Presidente Notari che adesso si può fare ricorso anche alle agenzie itinerali, fa anche Rima, quindi cosa significa in sostanza? Questa è un'agevolazione che viene data agli imprenditori che comunque non hanno, ricorrendo a queste agenzie, non hanno l'onere di selezionare o comunque reclutare il personale? Sì. Con questa convenzione abbiamo cercato di dare una risposta proprio alla carenza di personale. I nostri imprenditori sempre più hanno bisogno di un numero elevato di personale per un lasso di tempo abbastanza limitato e diciamo così, Synergy Italia in particolare ha un bacino invece di lavoratori che sono già all'interno delle loro banche dati, che ripeto vengono da altri settori o hanno già lavorato in agricoltura o sono studenti che magari si sono neodiplomati, quindi sono alla ricerca di un impiego. Loro hanno un bacino tale per cui chiaramente riescono a fare fronte a questa richiesta. In sostanza di fatto si è sempre potuto fare un contratto di somministrazione, non è mai stato usuale, diciamo così, nelle campagne. Si tratta di un rapporto commerciale che l'agenzia di lavoro interinale ha con l'azienda agricola e il rapporto di lavoro in senso stretto invece è gestito direttamente dall'agenzia e il lavoratore, che può essere inviato nell'ambito anche di un unico rapporto di lavoro presso più aziende. In questo modo anche l'agenzia riesce a garantire un arco temporale a questi lavoratori più lunghi. Certo, abbiamo ovviamente siglato una convenzione abbastanza vantaggiosa, direi molto vantaggiosa rispetto magari a agenzie competitor, e le stiamo siglando nei vari territori della regione, la stiamo promuovendo molto e credo che possa essere un'ottima risposta. Senta Flavia, e i voucher che fine hanno fatto? Allora, i voucher ci sono, non sono spariti. Come già detto in occasioni precedenti, non sono mai stati la risposta idonea al nostro settore perché particolarmente complicati, oltre ad una serie di limiti soggettivi che impediscono l'utilizzo in agricoltura, ad esempio di un lavoratore quarantenne, ad esempio, che ha perso il lavoro, diciamo così, non può essere assunto con il voucher. In agricoltura possiamo assumere solo lo studente che non ha ancora compiuto 25 anni, attenzione, studente che non abbia ancora compiuto 25 anni
sono concomitanti come requisito, quindi un fuoricorso di 27 anni non ci sta, come un neodiplomato che però non si è iscritto all'università di 23 anni non ci sta. Quindi, ripeto, i requisiti soggettivi sono stringenti. Possiamo assumere i pensionati, che sono effettivamente una grossissima risorsa, ma diciamo così, le nostre forme di assunzione sono abbastanza flessibili, quindi normalmente tendiamo a consigliare sicuramente l'assunzione diretta. Certamente il voucher non è assolutamente paragonabile. Presidente, ci sono altri canali che può avere a disposizione un lavoratore che vuole lavorare in azienda e quindi contattare le imprese? Certamente in questi ultimi 2 anni, proprio con concomitanza con il lockdown, sul nostro sito istituzionale della CIA abbiamo una piattaforma che cerca di dare un incrocio fra domanda e offerta di quelle che sono proprio le necessità delle aziende agricole, sulla quale il lavoratore può andare a mettere le sue caratteristiche e la sua disponibilità per riuscire a appunto legare domanda e offerta del mercato. Bene, grazie Stefania Flammia, grazie Alberto Notari. Qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo su A Cielo Aperto con i frutti della terra.